Abbiamo scelto il Piccolit di OCG, annata 2015, in abbinamento al tartufo al cioccolato con croccante di biscotto di farina di Vinaccioli. Vediamo adesso la ricetta. Il Piccolit è il vino in assoluto più pregiato del Friuli Venezia Giulia, si coltiva nei colli orientali sin dal 1700. Il Piccolit è un vitigno importante per il nostro Friuli anche perché rappresenta un po' il popolo friulano con la sua tenacia e la sua voglia di arrivare a maturazione. E lo contraddistingue il cosiddetto aborto floreale. Dopo l'impollinazione non tutti i fiori diventano acini. Gli acini però che ci ritroviamo nei grappoli a ottobre o novembre, dipende dalla vendemmia che è tardiva, che fa dopo un leggero appassimento in pianta, sono degli acini, dei grappoli carichi di aromi, di profumi, di struttura, di zuccheri, e ci daranno questo elisir. La vendemmia di questa annata 2015 è stata fatta verso la fine di ottobre, dove segue un ulteriore appassimento sui graticci e la pigiatura è stata fatta a metà dicembre del 2015. Segue un periodo di affinamento in botti di legno, di rovere, e dopo i vari travasi è molto importante un ulteriore affinamento in bottiglia e quest'anno abbiamo presentato l'annata 2015. Dal colore giallo paglierino dorato molto intenso, al naso caldo e sentori di castagno, di miele, una leggera vaniglia data dall'affinamento in botte di legno. In bocca è avvolgente, l'avvolgenza data dalla frutta appassita, note di miele, albicocche, la beva è bella, ricca e suadente. Si abbina molto bene anche a dei formaggi e borinati, un abbinamento diverso, ma noi abbiamo voluto abbinare il Piccolit a questo dolce perché il dolce amaro del cioccolato ricorda e sposa perfettamente il passito, l'acidità, la freschezza di questo vino. Buon Natale a tutti!